Gemona Urban Trail 2016, prima edizione, si parte al tramonto, no? Quindi, Sì. Walter, tu che always entusiasmo, no? Sì, Qua. esatto. Però Io ricordiamoci che so i che dettagli. Allora, praticamente Partenza la partenza al tramonto, appunto perché si utilizza le pile, giustamente, così le valorizziamo più questo valore significato pile che sono luce, della no? luce, Vita. esatto. E dato che non ci sono distinzioni tra i migliori atleti e di fatto il nostro evento non ha barriere, si parte praticamente tutti insieme verso al tramonto, che tipicamente sarà da 6:30 alle 7. Quindi manifestazione in notturna, tutti presenti per ricordare un ricordo È un evento commemorativo del terremoto, no? 40 anni fa, quindi 1976-2016, e si può correre, Corsa o a passo libero, passo non libero, c'è distinzione. quindi aperta a tutti, Esatto. giovani, bambini. Famiglie, anziani, disabili che verranno aiutati come era nel terremoto, che c'erano 7.000 scout da dare una mano. In questo caso ci saranno gli scout del territorio che daranno una mano alle persone che hanno bisogno, quindi alle persone con disabilità, e abbiamo già 5 associazioni che stanno partecipando, che hanno aderito. In più diamo un contributo per ogni iscritto anche a 2 associazioni, che sono la CSRE di Gemona e Basket che non solo. Quindi percorsi 7, 15, 23 km. Ricordiamo, molto importante, che i bambini possono partecipare solo ai 7 km e accompagnati da un genitore, quindi bisogna sacrificarsi. In questo caso un genitore deve accompagnare qua, oppure ci possono essere i gruppi, no? Che quindi vengono un gruppo di bambini o un'associazione, così, no? Che può partecipare. Abbiamo anche un servizio per i genitori che vogliono tenere il bambino, il servizio Tagesmutter, che è un'azienda che appunto lo fa di mestiere, tiene i bambini e con un piccolo contributo possono tenere il bambino andando in cantina a mangiare tutta la sera. Per dar modo quindi anche ai genitori di partecipare più attivamente, correndo anche. Velocemente, tante sorprese importanti, quindi ci sarà festa, musica, di fatto, esatto. emozioni forti. Esatto. Tante aziende hanno voluto partecipare, no? Esatto. Con il loro contributo, perché noi non abbiamo chiesto praticamente un compenso economico, ma abbiamo chiesto delle azioni da realizzare come praticamente spontaneamente sono successo dopo il terremoto. Quindi questo evento si sostiene con i partecipanti e tutte le aziende che hanno aderito hanno dato un contributo, che sono sentiti dovere di farlo spontaneamente, e appunto qualcuno, come per esempio la BAF, ci ha dato la bandana multifunzionale che dà l'immagine del nostro evento. La Chiurlo praticamente dà la possibilità, dato che vende energia, ha avuto un'intuizione di darci la possibilità di dare ai primi 600 iscritti le pile gratuite, che sono della PEZ, illuminano anche a 35 metri. La Sifon Integratori per il valore assoluto che ha questo evento. La Sauconi ci fa i pettorali. Il Bravi ci fa le borse per tenere Bravi Gemona, sì. L'università ci offre dei ragazzi che verranno volontariamente, che ci danno un contributo, e verranno forniti dei crediti formativi pari a 12 ore e mezza. Il Rotary, che è sul territorio, l'Alto Friuli, Rotary Alto Friuli, dà la possibilità che questo percorso sia stabile sul terreno anche dopo il 10 settembre. Quindi anche chi vorrà dopo ritornare per provare questo percorso, ricordiamo, è importante essere presenti il 10. La Federazione Medico Sportiva Italiana ci dona 5 medici con 5 defibrillatori che saranno posti in 5 punti a intervalli irregolari, e ogni medico sarà accompagnato da un radioamatore che appunto era presente in quel periodo. In più abbiamo gli alpini, abbiamo la protezione civile, tutte le associazioni e tutto il contesto che era in quel periodo. Un grosso contributo veramente anche al comune di Gemona, che ci ha reso la disponibilità della città. Quindi Walter, diciamo, always entusiasmo, emozioni forti a Gemona, per l'Urban Trail 76.16. Non voglio dimenticare, scusa se ti interrompo perché sono pieno di entusiasmo, ma anche il nostro amico Paolo del Tenda, che assieme a un altro amico cividalese, Daniele Crucil, saranno presenti anche loro, perché con i consigli di Paolo, per quanto riguarda, avremo ben 3 DJ, 8 gruppi musicali, 3 cori degli alpini e un coro a cappella che sono i Vocal Cocktail, conosciuto, e praticamente Paolo sarà presente con Daniele a dare la festa in Piazza del Ferro. Quindi Paolo da Lignano su a Gemona.
su Agimona, tutti il 10 settembre a Agimona. Esatto. Sabato sera, importante, venite prima, entro le 6:30. Chi deve ritirare ancora il pacco gara, no? Sì, Quindi dovrà farlo il venerdì o il sabato entro le 5. entro le di 5 il pomeriggio. sabato, Sì. quindi entro le 6:30 perché poi si parte alle 7:30, però Sì, tante però emozioni, tante sorprese. Abbiamo uno spettacolo un attimo di tutti dove coinvolgiamo tutti sotto il Duomo che è la partenza mezz'ora Ok, prima. always enthusiasm. Bravo Romano! Yeah!